Lui è Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato, i buoni propositi del 2021 sul fronte della sicurezza. Buonasera cari telespettatori di Telepordenone, grazie direttore. Eccoci nuovamente con i minuti dedicati alla sicurezza. Siamo finalmente arrivati al 2021, l'anno della speranza, così lo chiamerei, e così vorrei che fosse l'anno che tutti aspettavano con gioia. Ci siamo lasciati dietro un 2020 che ha portato disastri non solo economici ma anche e soprattutto disastri sanitari, perdite di cari, perdite di amici, un anno veramente da dimenticare. Ma siamo al 2021, guardiamo a questo anno che dovrebbe essere l'anno che ci farà vedere la luce in fondo al tunnel, così dicono. Con l'arrivo di questo vaccino finalmente potremo forse sperare di ritornare a vivere nella libertà in cui siamo abituati a vivere, né zone rosse, né zone arancioni, gialle, verdi, bianche, vivere come siamo abituati a vivere. Io auspico questo nel 2021. Forse è vero, ci vorrà del tempo, ci vorranno dei mesi. L'altra volta vi parlavo dell'inizio estate. Credo che saranno tempi lunghi che dovremo sopportare ancora un attimo per uscire, ripeto, da questa maledetta situazione. Però è l'anno della speranza. Direi che sono trascorse giornate di festa. Devo dire con orgoglio che il popolo, i cittadini della nostra città, ma della nostra regione si sono comportati egregiamente, con diligenza, non ci sono stati eccessivi contravvenzioni, quindi anche i controlli sono stati facilitati dal comportamento corretto delle persone e dico scherzando anche la sera del 31, che doveva essere quella la sera forse dove era stato chiesto di non sparare i botti, io credevo di essere a Kabul quando è scoppiata la mezzanotte, quindi ma siamo stati bravi, la gente si è comportata bene e grazie a Dio non ci sono stati feriti. Ripeto, un anno che per la sicurezza, chiaramente la vediamo nel nostro territorio, sarà incrementata, soprattutto la questura di Pordenone, dall'arrivo di altri 8 agenti. La prossima settimana avremo fortunatamente nella nostra questura l'arrivo di altri 8 agenti. Ricordiamo che 3 nuovi agenti ci avevano raggiunto prima delle festività natalizie. Ora nel programma triennale c'erano questi 8 che sono già persone che da parecchi anni sono nell'amministrazione, ma comunque di giovane età, parliamo intorno ai 40 anni, saranno presenti tra gli uomini e le donne della questura di Pordenone. Ci saranno alcuni incrementi anche nelle altre province del Friuli Venezia Giulia, ma a Pordenone, dove il 2020 ha visto per raggiunti i limiti di età andare in quiescenza oltre una quindicina di persone e tante altre, e forse supereremo i 15 unità che andranno in pensione nel 2021, arrivare 8 persone è un successo. È chiaro che questi uomini andranno a unirsi ai colleghi attuali per il controllo del territorio, perché non dimentichiamo, l'ho sempre detto, che oltre alle attività da svolgere per il Covid e quindi i controlli mirati, c'è tutta una serie di attività da svolgere normalmente, come sempre facciamo. I reati purtroppo non possono essere debellati, dico purtroppo,
però francamente nella città di Pordenone, l'avete visto dalle attività, si vive ancora bene. Oggi sono arrivati i dati della Polizia delle Telecomunicazioni e lì torniamo indietro nel passato, quando io vi dicevo che i reati informatici stavano oltrepassando ogni limite e ogni numero che ci vedeva coinvolti in altre periodi. Sono dati veramente preoccupanti. Il Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia online di Roma ha inviato dei dati che sono veramente scoraggianti e preoccupanti. Quindi mi rivolgo anche ai genitori, a un maggiore controllo dell'attività dei computer dei vostri ragazzi. Pensate che c'è stato un incremento dal 2019 al 2020 di oltre 132%, un incremento veramente altissimo. Pensate che il 93% sono state in più sono state le persone denunciate e 83% in più sono state le persone arrestate dai colleghi della polizia postale. Quindi attenzione, perché non solo per i reati di pedopornografia, ma ci sono i phishing, queste persone che entrano nel vostro computer, che chiedono dati e vi portano via soldi, vi danno password, vi chiedono password, e voi vi trovate magari col conto corrente asciutto, oppure truffe online, vendita di macchine online, e poi magari vi ritrovate in questura a denunciare che il venditore non esiste, intanto avete pagato 20, 10, 8.000 euro per l'acquisto di un'autovettura. Questo noi l'avevamo riscontrato, io ve ne avevo parlato. E attenzione quindi a questa tipologia, non dico nuova, ma con un incremento esponenziale maggiore si sta facendo avanti. Quindi, per concludere il nostro incontro di oggi, auspichiamo che il 2021, anche per quanto riguarda la sicurezza in regione, in città e in provincia, sia un anno veramente, come dicevo all'inizio, un anno di speranza. Quindi mi raccomando, grazie, e attenzione che le sentinelle della legalità siamo noi della polizia, ma grazie al vostro aiuto. Andiamo adesso a parlare di un incendio a Forni di Sopra e un altro incendio a Trieste. Il bilancio parla di 2 palazzine divorate dalle fiamme.